Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive del vostro Marietto Veneziano. Vi ricordo che domani sera alle 21:15 saremo io e Hilde sempre a questa piattaforma per le Sibille Interattive. Incominciamo a dire subito per chi vuol fare le domande. Le domande devono essere fatte con il nome e la data di nascita e devono essere domande ricche di particolari, perché voi dovete sfruttare questa occasione visto che è gratuita, per poter, se invece volete un consulto privato, vedete sotto il numero di telefono che passa in sovraimpressione. Vi ricordo anche che gli amici di Face, che spesso mi chiamano anche in PVT ma non riesco a fare la domanda, dovete fare una domanda, però prima di fare la domanda dovete iscrivervi a StreamYard, cioè dare l'autorizzazione per fare in modo che la vostra domanda si veda col vostro nickname. Questo è importante. Poi iniziamo a dirvi anche che noi siamo presenti su 2 gruppi social, su Face, i casti sacerdotali, radionica, radiestesia, teologia ed ermetismo. Questo è importante per chi ci vuole seguire, e anche sul tubo abbiamo 2 canali, uno di Hildegard e uno del Marietto Veneziano, dove abbiamo tantissime pillole dove potete vedere istruzioni gratuite. Bene, detto questo vi ricordo anche che abbiamo già un'amica che ci saluta, è gentilissima, ecco, vedete, lei si è iscritta a, come si dice, Facebook, e chiaramente si vede il suo nickname, e chiaramente lei ha la possibilità di fare una domanda in modo che abbia una risposta. Poi vi ricordo anche che chi ha già fatto una domanda altre volte nel raggio di 1 o 2 mesi, sarebbe preferibile che lasciano lo spazio a persone che non hanno mai avuto una risposta e magari ci conoscono per le prime volte. Detto questo, vi ricordo anche le solite cose del Marietto Veneziano e di Hildegard, ad esempio che abbiamo un sito, il sito del Capitano, un sito molto apprezzato, ci sono 20 ebook fatti al Marietto nel 2015 con tanto di istruzioni per i circuiti radionici, quadranti radiostesici, sono gratuiti, ne hanno già scaricati più di 175.000. Praticamente solo al Polo Nord non c'è uno stato in cui non c'è stata qualche persona che li ha scaricati. L'unico posto dove non ne hanno ancora scaricati è al Polo Nord, ma al Polo Sud sì. Poi vi ricordo anche che nel sito abbiamo una sezione shop dove ci sono dei prodotti di alta qualità, insomma prodotti di un certo spessore, tipo questo ciondolo magico del costo di 150 euro, più 10 euro di spedizioni, eventualmente anche programmabile, si possono mettere più programmi per poter rinforzare questo ciondolo magico. Sempre nella sezione shop potete trovare più di 52 sigilli salomonici. Vi ricordo che per fare un sigillo salomonico che dal prezzo di 150 euro ci vogliono come minimo 3 ore di lavoro fra consacrazione, battesimo, evocazione e quant'altro, più la spedizione e tutto il resto. Quindi nei 150 euro avete dentro anche 10 euro di spedizione. Ce ne sono 52 di sigilli. Andate nel sito, nella sezione shop, e valutate se qualcuno potrebbe fare a caso vostro. In più vi ricordo sempre che al venerdì sera il decano Marietto Veneziano, per quelle persone che si sono fidate di noi, per quelle persone che vogliono pulire il proprio corpo eterico tramite la radionica, il decano Marietto Veneziano, finito come si dice, la live delle Sibille Interattive, si propone sempre per queste pulizie, per quelle persone che si hanno fidato a noi. In più ci sono anche le opzioni per riti propiziatori, eventualmente ci sono persone che vogliono qualcosina in più per lavoro, abbondanza, salute, benessere, amore, sentimenti per il figlio che va a scuola e via dicendo, o per la casa, magari hanno acquistato una casa di seconda mano già vissuta e vogliono fare in modo che dentro la casa ci siano delle situazioni chiare e pulite. Poi vedo una domandina, e poi abbiamo chiaramente
il The Guard, che alle 21:15 di lunedì e venerdì è sempre presente per le sibili interattive gratuite. E il martedì invece per quelli che si sono affidati a noi per la pulizia radionica dai vaccini o da tutto quello che riguarda il corpo eterico influenzato da queste sostanze che sono messe in circolazione tramite la farmacologia. Bene, cari amici, alle 11:20 il vostro Marietto. Quindi penso di aver detto tutto per il momento. Passiamo ora a vedere le domandine che ci sono. Ricordo che la nostra amicizia, che ci ha salutato prima, deve mettere la data di nascita. Allora, se sei in, come si dice, è certo che serve la data di nascita, l'ho detto in tutte le lingue, da quando, quindi devi mettere il nome, il tuo nome e la data di nascita per avere la risposta. Quindi se sei ancora in linea, Elsa, data di nascita, e magari spiegaci anche se sei, non so, separata, divorziata, sì, insomma, devi mettere più possibile, come si suol dire, più dettagli alla tua domanda, perché così resta un pochettino, come si dice, cioè non ci si sembra una pagliacciata, in altre parole, perché se una domanda deve avere delle risposte da sibille, bisogna anche che si agganci alla scena energetica. Ad esempio di Health, no? Ce ne saranno, non so io, 10.000 in Italia, e chiaramente se la scena energetica si attacca alla Health del piano di sopra del tuo palazzo, chiaramente darà una risposta differente. Quindi Elsa, se vuoi avere una risposta, mi raccomando, metti la, come si dice, la data di nascita. Vediamo un po' se è in linea e risponde, altrimenti vediamo un po'. Ecco bene, la nostra Elsa ci dice che è divorziata ed è il 61. Bene, adesso vediamo se c'è qualche novità in amore per la nostra Elsa. Ma qui risponde un'altra persona che non è la Elsa, è del 69. Ma allora, per gli utenti Facebook user si devono iscrivere come fatto la nostra Elsa. Vedete che la Elsa si è iscritta e appare il nome e il suo nickname, no? Quindi la Elsa del 61, quindi l'amico o l'amica del 69 deve iscriversi a StreamYard come fatto Elsa. Bene, e rispondiamo alla nostra Elsa. Novità in amore. Vediamo se ci sarà qualche novità. Elsa, è una situazione che non è facile. Non è facile. È una situazione impegnativa. Vediamo un po'. Per la nostra Elsa del 61. Ora mi è caduto anche l'orologio che l'ho caricato. E aspettate un attimino che mettiamo a posto la cosa. Per la nostra Elsa del 61, se ci sarà un amore, se ci sarà qualcosa di importante. Ed è divorziata. Allora vediamo un po'. Non si capisce bene Elsa se ha anche dei figli, perché non è scritto, sarebbe stato meglio scriverlo, se lo aggiunge meglio, perché io qui vedo che c'è una problematica dovuta a qualcuno di giovane. Quindi è chiaro che qui non si capisce se ci sono dei figli, però si vede che c'è una disgrazia, c'è qualcosa che verso appunto trovare l'amore c'è questo impegno difficile, questa distrazione, e poi vedo che c'è, perché vedete, il domestico potrebbe essere o il figlio, in questo caso qua, oppure un nemico, qualcuno che frena questa cosa qua. Però, visto che non conosco nulla della Elsa, a parte che è divorziata, che è del 61, direi che la situazione non è facile. Non è facile, è impegnativa Elsa. Vediamo un po'. Vediamo un po' il passato, presente e il futuro della nostra amicizia.
Allora, lei dice che non ha figli, non ha figli, e quindi la situazione, allora non ha figli. Allora quella persona giovane molto probabilmente potrebbe essere anche una persona che avresti potuto conoscere. Comunque vedo che c'è qualcosa, di non stabile. Il taglio era piuttosto impegnativo. Ma vediamo adesso proprio la stesa completa per la nostra amicizia. Allora, nel passato si vede che c'è stato molto probabilmente qualcosa di segreto, qualche comunicazione, con qualcuno, degli scambi molto importanti e poteva nascere qualcosa. Anzi, c'era qualcosa di fermento, ma molto probabilmente clandestino o era strategica la cosa. Ma vediamo che con la carta vedi, del vedovo, adesso non dico che è morto, però diciamo che c'è stato un blocco a questo momento importante. Comunque sembra essere che hai avuto ultimamente, negli ultimi tempi, qualcuno di importante nella tua vita, o almeno sembrava importante, poi la cosa è morta lì. Sembrava che ci fosse qualcosa di estremamente importante e poi messaggi, scambi epistolari, insomma c'è stato veramente qualcosa che sembrava dovesse crescere, ma alla fine, come appunto, magari c'è ancora, però si vede che non è interessante come sembrava. E vedo che ti ha portato appunto dei momenti in cui sei stata veramente giù di tono, sei stata, come si suol dire, male. Nel presente cosa si può vedere? Nel presente vediamo che c'è qualche scambio con qualcuno, Elsa, c'è la possibilità, però sembra che erano dei flirt nati morti. Cioè, praticamente tu comunichi molto probabilmente in questo momento con un giro di amicizie e forse o hai filtrato o flirterai con qualcuno, però stai attenta perché quel qualcuno è un po' narcisista, cioè non vale il santo, non vale la candela. Quindi sì, in questo periodo potrebbe o nel futuro prossimo nascere qualcosa di interessante, però vediamo che la situazione è un po' imbrigliata da questa carta e più conoscerai qualcuno che è un narciso e non vale il santo, non vale la candela. Nel futuro vedo che c'è un'altra persona che ti guarda, ci potrebbe essere qualcosa, ma attenzione, avrete degli scambi di email, lettere, chat e via dicendo, però anche questo, cioè sembra che ci siano due persone distinte che ti stanno guardando, che conoscerai, uno magari è anche un libero professionista, c'è da mettere a posto qualcosa, quindi vuol dire che già lo conosci molto probabilmente e vedo che lui cerca di risolvere questa questione. Molto probabilmente tu nel futuro prossimo avrai un flirt o qualcosa di importante, una persona o un libero professionista o un tirchio a livello sentimentale e cercherete di rattoppare, di rammendare la situazione. Solo che vedo che c'è qualcosa, lui cerca di mettere a posto, forse per orgoglio, insomma, delle discrepanze, e infatti vedo che anche ti spia. Quindi la domanda è se troverai un amore. Beh, queste carte qui fanno capire che c'è del movimento, anche importante, però sono delle persone che fondamentalmente vogliono più prendere che dare a livello sentimentale. Non c'è un grande, come si dice, una grande voglia di costruire qualcosa, se non nel prossimo futuro, ma sarà una cosa che poi, vedi, non porterà a un granché. Però è l'esito che fa la differenza. L'esito, vediamo la casa, un po' di abbattimento morale, una giovane fanciulla. Ecco, diciamo che nel futuro potrebbe esserci qualcosa di più interessante, di più stabile, no? Però ti porterà a degli abbattimenti morali. Certamente ci sarà qualcuno che penserà a te, no? Qualcuno che penserà a te. Vedo questa giovane fanciulla. Allora, potrebbero essere due o tre i casi. Uno, che entra in scena una persona che non conosciamo ancora, che tu non conosci ancora, che molto probabilmente metterà un po' i bastoni fra le ruote, perché io vedo che tu nel futuro prossimo conoscerai come minimo una persona. Però, come ho già detto, è una persona che
ti valuta, ti pesa, in un certo senso ti scruta e avrete sicuramente dei messaggi. Però attenzione che vedo questa persona che cerca di ragionare e poi al massimo ti spia, anzi sarà quasi negativa. Poi vedo che c'è una solidità in qualcosa, però resti o è uno nuovo, perché la giovane fanciulla è anche la carta della entrata di una persona nuova, di una persona importante, no? Che vuole, perché vedo che ci sarà qualcuno che cercherà di conquistarti. Tutto sommato è un periodo, le sibille vanno dai 3 ai 6 mesi, in casi fortunati 9 e proprio massimo 12 mesi. Io vedo che nei prossimi tempi quindi conoscerai delle persone, conoscerai delle persone, però queste persone non sono, le sibille ci indicano che non sono delle persone su cui cercare di costruire qualcosa. Sono persone che magari la seconda ti peserà, cercherà delle soluzioni, ma niente di stabile. Quindi nei prossimi mesi non vedo arrivare nulla che mi possa dare la sicurezza di dirti che vale la pena investire tempo e quant'altro. Sono solamente persone della serie goditela finché non passa, nel senso divertiti, ma non penso neanche che ci sia un grande divertimento o grandi momenti di tranquillità. Sono delle persone più che altro che vogliono prendere a livello sentimentale e non dare. Bene, quindi essere cioè tranquilla, attenta a, come si dice, a muoverti. Vediamo un po' se c'è un'altra domanda. Vediamo Elsa che ci ringrazia. Vediamo un po'. Bene, Elsa. Allora, vediamo un po', fatemi scegliere se ci sono delle domande che di persone. Vediamo un po' la nostra Margherita. La Margherita è una persona che chiede se riuscirà a ereditare la casa della mamma. Vediamo un po' se Margherita riuscirà a ereditare la casa della mamma. Ma sembrerebbe che ci siano delle belle possibilità, Sembrerebbe che ci siano delle possibilità, Margherita. Vediamo un po'. Ricordo agli amici di Face che si devono iscrivere alla piattaforma StreamYard. Il link è sopra. È sopra il video. Vediamo un po' se la nostra Margherita riuscirà, lei del 62. Allora, già la partenza è una partenza difficile, è una partenza che insomma non lascia tranquilli. Margherita, stai attenta perché vedo che già sono due carte estremamente pesanti. Sono due carte che fanno capire che la situazione nell'ambiente familiare fra gelosia e ammalato, cioè ammalato non è che ti ammali, ma ti tirerà giù di morale. Sono due carte che fanno capire che il taglio molto probabilmente riserverà delle situazioni impegnative, estremamente difficili. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' la nostra Margherita che ha il problema dell'eredità della casa della mamma. Allora, vedi, nel passato vedo già che qualcuno ha cercato di rubarti qualcosa.
Tu però sei una donna forte, ti hanno detto un sacco di bugie, Margherita. Nel passato strategie, cioè nel passato la situazione a livello familiare per questa casa non è stata facile. Ci sono delle situazioni in cui hanno detto bugie, hanno detto tutto contrario di tutto, hanno cercato di fare delle cose nascoste. Tu che hai visto andare via questa possibilità della casa, anche per questioni di forza, strategie, magari di parenti che hanno detto tu che hai lavorato in segreto. Poi c'è stato un cambiamento. Nel presente vedo che c'è forse qualche possibilità, vedi? C'è il viaggio, il cambiamento, il denaro, però sembra che questa cosa sia una cosa lontana. Ne Cioè nel passato veramente è stato difficile quando parlavate di questa casa qua, no, nel passato si vede che la situazione era tesa, e tu avevi paura proprio di perderla. Nel presente sembra che le cose vadino a migliorare, vedo che c'è un cambiamento, forse ti hanno fatto un'offerta o tu hai fatto un'offerta, insomma sembra che la casa di tua mamma si avvicini, però da lontano stai attenta che c'è un giovane, un giovane che molto probabilmente ti manderà una lettera ufficiale, sarà una persona insomma più giovane di te, che attenzione però, sembra quasi perché vedi, quando c'è l'artista in questi casi è sempre un esame, sembra quasi che questa lettera, nel futuro prossimo contenga qualcosa che sembra positivo all'inizio, no, cioè un esame, forse una pratica legale, qualcosa del genere, che è impegnativa. All'inizio sembrerà, vedi, allegria, amore, sembra quasi che tu questa casa la riesci a raggiungere, però vedi, poi c'è il blocco, un blocco importante. Sembra quasi che nel passato hai sofferto tanto per questa casa, nel presente sembra che questo giovane o una persona più giovane di te ti mandi una lettera, molto probabilmente da un avvocato, e sembra che l'affare, no, tu flirterai, comunicherai bene con questa persona, avrai un bel dialogo, sembra che l'affare vada in porto, poi ci sarà un bel blocco, un blocco che insomma, ti peserà e quindi in un certo senso sembra che freni tutta questa volontà di darti la casa. E vediamo il finale, perché è il finale che fa la differenza. Riceverai dei messaggi forti, dei messaggi che ti metteranno in pensiero, ma che alla fine certamente porterà a una soluzione. Quindi la tua domanda è più che lecita, perché? Per il semplice fatto che giustamente, come dici tu, no, visto che anche di tua mamma la casa, sembra che dovrebbe essere scontato che tu hai. Però il problema, no, è che devi stare attento a una lettera che ti spedirà uno più giovane, magari un nipote o un fratello più giovane, o qualcuno che magari ha delle pretese, e molto probabilmente sarà convocato da un notaio, presumo, o qualcuno di legge, e vedi Margherita, vedo che sembra che la cosa va di posto. Poi ci sarà un cambiamento, riceverai ancora delle notizie e queste notizie ti faranno pensare tantissimo. Alla fine sembra che la cosa vada in porto, ma devi stare molto attenta per il semplice fatto che la situazione è un po' garbugliata. Quindi quando andrai, ti arriverà questa lettera, questa raccomandata, che sicuramente, visto che la domanda è sulla casa, molto probabilmente all'inizio sembrerà che la cosa vada a posto, poi vedi c'è la morte che è un blocco e riceverai ancora delle offerte, molto probabilmente, della persona che vorrà contrattare, che cercherà di mettere a posto o nel miglior modo possibile la situazione per la casa, e poi vedo che la riuscita c'è allegria. Quindi alla fine di questo percorso, che è un percorso difficile, no, vedo che la risposta è sì. La casa molto probabilmente la riuscirai a ricevere. Certo è che quando andrete dal notaio oppure parlerete con qualcuno che vi potrebbe dare una mano, ci saranno delle problematiche che non si conoscono ancora, che però vedo che alla fine riuscirete a risolvere.
Quindi la risposta, Margherita, è proprio un bel sì, alla fine ce la fai. Stai attenta solamente a quella persona più giovane di te, molto probabilmente, che potrebbe essere il figlio di un fratello o qualcuno, molto probabilmente ti farà scrivere una lettera, e questa lettera, quando andrai, sicuramente sembrerà interessante, ma poi ci saranno delle cosine nascoste da valutare e alla fine arriverete a un dunque. Bene cari amici, vedo che ci sono già delle domande fatte e rifatte. Vi ho detto che quando fate delle domande, vi ricordo sempre che se una persona l'ha già fatta una volta, non la può fare dopo un mese, bisogna che aspetti un pochettino. Quindi il vostro maritto mi invita per quelli di Face, perché abbiamo un'amicizia di Face che ha fatto una domanda, ma purtroppo questa persona ci dice che ha una figlia, ma non è iscritta a StreamYard, quindi la sua domanda purtroppo è irricevibile. Capite? Deve essere una persona che è iscritta a StreamYard, iscrizione gratuita e quant'altro. Bene, Margherita ringrazia, quindi Margherita mettiti il cuore in pace che molto probabilmente la casa, secondo me, secondo le Sibille, ci sarà una grandissima possibilità che venga a te. Certo, cercheranno in qualche modo come si suol dire, di vagliare. Allora, l'amicizia ci dice come si scrive. Vedi, sopra il video c'è un link che si dice in inglese di iscriversi. Tu vai sopra nel video, lo clicchi, no? Lo clicchi e segui l'istruzione, è semplicissimo, devi solamente dare l'autorizzazione a StreamYard di accettare. Provaci, così che vediamo se ti sei iscritta. Quando ti sei iscritta, se sei dal computer, fai un reload della pagina e praticamente si dovrebbe vedere il tuo nickname. Prova? Praticamente tu vai sopra il video c'è un link con su scritto StreamYard, di cliccare lì, e praticamente dovresti iscriverti, dai sempre l'autorizzazione, è gratuito, e via dicendo. Aspettiamo questa amicizia di Facebook che si iscrive, se ci riesce, è una cosa semplicissima, una cosa di 30 secondi, non ci vuole. Boh, comunque, cari amici, il tempo ormai è scaduto, vi ringrazio, no? La nostra amicizia di Face potrà fare la domanda o domani sera o domani mattina alle 11:20, noi siamo sempre qui. Il legale Marietto Veneziano. Eventualmente se volete un consulto invece privato sono 20 euro, 45 minuti e il Marietto è sempre disponibile, pagabile tramite PayPal o PostPay. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.